Roberto Bortolussi, allenatore dell'Under 19, si chiude 0-0 con il Molise. Peccato soprattutto per quella triplice occasione dopo nemmeno un minuto di gara, perché poi di occasioni vere forse ce ne sono state poche. Sì, noi dopo non abbiamo avuto occasioni, però quando ce le hai le devi sfruttare. Quindi peccato perché siamo partiti bene, con la testa giusta, la voglia giusta, poi pian piano siamo persi. Sicuramente l'aria a favore e contro, perché dopo anche nel secondo tempo era a favore, diciamo, non ci ha aiutato. Però abbiamo cercato di giocare, soprattutto al secondo tempo, perché ho detto fare lanci arrivava subito direttamente al portiere. Non abbiamo sfruttato la nostra caratteristica della ripartenza veloce, perché poi alla fine, anche quando ho fatto i cambi, hanno fatto fatica a trovare la quadra. Però dai, sono fiducioso che qualità ne abbiamo e dal mio punto di vista credo che se ci credono un attimino di più, quando siamo sotto porta, quando, come è successo in primi minuti, lì è giusto fare gol. E fare gol vuol dire comunque cambiare già la partita dall'inizio, in modo che loro si sono chiusi dietro, anche i cambi che hanno fatto hanno cercato di chiudersi meglio dietro, hanno gioito per aver fatto lo 0-0, quindi vuol dire che ci temevano, però nello stesso tempo noi dobbiamo pensare a noi. Domani in un'altra partita, buttiamo da parte questa e pensiamo domani. Ti aspettavi di più forse dai tre dietro la punta? Secondo me sì, qualche cosina in più e quindi di conseguenza il supporto, diciamo che il primo tempo abbiamo fatto fatica a giocare perché il vento non ci dava quella soluzione giusta, però quella non deve essere una scusante, mi aspettavo qualche cosina in più, può darsi che domani cambio anche modulo di giocare, vediamo un attimino perché devo sfruttare al meglio le nostre caratteristiche.